che è stato fatto da Paola Caridi e Tommaso Montanari proprio per la giornata di oggi. Teli bianchi, sudari, avvolgono a Gaza i corpi dei palestinesi morti ammazzati e sono così diventati simbolo della strage. Sono cioè gli oggetti comuni del nostro tempo crudele, tempo di genocidio. Il sudario ricopre, sottrae alla vista del mondo il corpo di cui è stato fatto scempio. Avvolgere nel sudario è un gesto estremo di cura, di pietas. Protegge la dignità degli esseri umani quando le vite non valgono più niente nella conta approssimativa dei morti. Come si fa a piangere, onorare la memoria dei morti di Gaza in quasi 600 giorni di assedio? Come si fa a piangerli uno per uno? Proviamo a farlo in silenzio sabato 24 maggio, in ogni città, paese e contrada d'Italia. Riempiamo piazze, strade, finestre di lenzuoli bianchi, a ricoprire il selciato e le facciate di edifici privati e pubblici. Vorremmo che tutti insieme, in tutta Italia, arrivassero al numero tragico dei 50.000 di Gaza. Tutti insieme saranno i corpi che il mondo non vuole vedere. E qui voglio che accogliamo con grandissimo applauso 3 persone che sono arrivate da Gaza e che lascio a Barbara di presentare. Io non so se loro sappiano nemmeno cosa sta succedendo adesso, l'abbiamo cercato di spiegare, ma prima c'era un fratello che parlava italiano e loro parlano solo arabo, perciò non so se capiscono quello anzi non capiscono quello che stiamo dicendo, non so se capiscono il contesto. Gli abbiamo detto che c'era una manifestazione per Gaza e hanno voluto esserci anche se sono stremati. Si tratta di una parte di una famiglia arrivata qui a Mogliano, a Mestre, stanotte e usciti da Gaza 4 giorni fa. Questa famiglia ha avuto un totale di 40 morti nella parentela. Abbiamo qui la mamma con 2 figli, uno di 15 anni, circa 14-15 anni, e uno di 23. E lei ha lasciato a Gaza una figlia sposata e quindi sono morti la figlia, il marito e i 2 bambini. Quindi arrivano con un carico e poi altri parenti, appunto un totale di 40 del nucleo esteso, diciamo, familiare. E ha un'altra figlia incinta, sposata, che è ancora a Gaza. E quindi sono Alaa, Mohammed e Mariam, sono loro.